Vittoria della Gemini Mestre 74-72 sul del Dennis Verona. Abbiamo con noi il coach Mattia Ferrari. Un commento su questa vittoria della tua squadra? Beh, sicuramente una vittoria di cuore, dove nell'ultimo quarto secondo me abbiamo fatto una prova difensiva importante, soprattutto dal punto di vista fisico. Abbiamo magari fatto errori, però abbiamo messo il corpo, abbiamo lottato a rimbalzo. C'erano due punti chiave. Questa partita avevo chiesto alla squadra, loro sono una grande squadra per tiro da 3 punti e rimbalzo in attacco. Erano le due cose che dovevamo limitare. Abbiamo vinto la battaglia a rimbalzo con una squadra più grande, più fisica di noi, e ci hanno preso solo 7 rimbalzi in attacco, e soprattutto il secondo tempo 3 su 17 da 3 punti, 18%, è stata secondo me una delle chiavi per permettere il nostro recupero. Poi è logico che c'è la partita di Kerry, il secondo tempo di Kerry, che è stato un secondo tempo molto importante dal punto di vista realizzativo, ci ha preso e ci ha trascinato a questa vittoria. Sono contento perché veniva da un momento non positivo, bisogna dare atto a lui perché dopo la settimana scorsa è stato il primo a chiedere agli assistenti di fare lui era stato male, non si era allenato la settimana scorsa, di fare lui proprio la sua spinta, fatemi fare del lavoro in più, vengo prima, fatemi fare. E sia Giacomo Statua che Giovanni Molin sono stati molto bravi, l'hanno preso, l'hanno seguito, l'hanno aiutato psicologicamente a recuperare, e penso che da questo sia nata in gran parte la sua buona partita. Devo ringraziare la società perché ci ha permesso di aggiungere un giocatore, e questa non è mai una cosa scontata. Ringrazio il presidente Feliziani per racchiudere tutto il consiglio di amministrazione, i nostri sponsor, l'ingegner Querci, cioè tutte le persone che ci aiutano dal punto di vista economico. E ripeto, quando ad un allenatore viene dato un giocatore in più è sicuramente un segnale di grande fiducia, e soprattutto hanno fatto un'operazione veloce, abbiamo avuto i giocatori all'inizio settimana per allenarsi con noi, tanti piccoli segnali che dimostrano quanto il club sia equilibrato, solido e senza fare follie stia cercando di fare il tutto possibile per tenere a Mestre questo campionato di alto livello e per permettere a tutti noi di fare al meglio il nostro lavoro. Avete fatto un bellissimo regalo ai tifosi vincendo contro una corazzata di questo campionato. Sì, abbiamo fatto un regalo ai tifosi, abbiamo fatto un regalo alla società, un regalo a noi stessi. Eravamo molto arrabbiati dopo la partita di settimana scorsa a Milano, dove sinceramente, nonostante non avessimo giocato bene, nel finale avremmo dovuto e potuto vincere. Oggi invece nel finale siamo riusciti a ribaltare la cosa. Come avevo detto alla squadra dopo la partita di Milano, che non potevamo essere contenti, anzi dovevamo essere un po' stufi di perdere le partite così, perché non è la prima volta che succedeva. Questa volta ho detto loro che la qualità di tutto quello che hanno fatto per vincere la partita nel finale è stato di altissimo livello, per cui ripeto, è un campionato che un po' ti dà, un po' ti toglie, noi dobbiamo imparare da tutte le situazioni, facciamo fronte a problematiche fisiche dall'inizio dell'anno, ma devo essere sincero, se pensiamo a chi mancava a Verona non dobbiamo di certo lamentare, non siamo gli unici a dover lamentare assenze o parlare di questa cosa, per cui niente, ci teniamo strettissimo a questa vittoria, continuiamo nel nostro percorso. Secondo me, io non so in che posizione siamo nella classifica perché non guardo il complessivo, so il nostro bilancio e questo, soprattutto so come stiamo giocando, come stiamo impattando, come ci alleniamo, e questo per me è molto importante. Se devo dire una cosa, ma è lungi da me fare polemica, oggi il pubblico ci ha dato una bella spinta. Oggi il pubblico ci ha dato una bella spinta e sono stati molto bravi. Bisognerebbe venissero in di più. Cioè, questa è la squadra di Mestre. Cioè, non è la squadra mia della proprietà del consorzio, questa è la squadra di Mestre, che sta facendo qualcosa di molto importante dopo tanti anni che mancava la pallacanestro di vertice a Mestre, perché la pallacanestro di vertice c'è grazie alla Reyer Venezia, ma non c'è a Mestre. Perciò mi aspetto, spero che sempre di più venga riconosciuto lo sforzo del club, lo sforzo dei giocatori, e qualcuno venga qui ad aiutarci, perché noi abbiamo bisogno di essere aiutati. E il pubblico lo può fare come l'ha fatto stasera, perché i presenti stasera hanno dato una spinta emotiva molto importante, ed è una cosa che setta la differenza, secondo me. A proposito di spinta, il giocatore che finisce in panchina non perché l'ha richiamato lei, ma perché è stato spinto da un avversario, diciamo che ha acceso un po' la miccia proprio nel momento in cui la sua squadra
era in forte rimonta, ma ha dato quel, diciamo, gasolio in più a quella fase, no? Anche proprio al pubblico. Penso che la nostra squadra sia ben rappresentata a volte da Nicola Giordano, che fa errori che ogni tanto ammazzerei, però gioca sempre con un'intensità, con un desiderio, una voglia, e finisce per i campi su quella botta, si rialza e fa 2 su 2 liberi. Cioè, è stato un bellissimo segnale il fatto di dire: va bene, finiamo per terra, ci facciamo male, non importa, andiamo avanti, non importa, andiamo avanti. Non importa chi gioca, siamo senza Valsecchi, siamo senza Bonaccini, chiediamo a Giordano, a chiudi di giocare playmaker, mettiamo Reggiani per la prima volta in quintetto, che secondo me ha giocato una partita molto, al di là del fare o non fare canestro, aveva iniziato anche facendo canestro, ha giocato una partita solida. Cioè, questo è l'emblema di questa squadra. Vi ho detto dall'inizio dell'anno, è un gruppo di brave persone, che è secondo me la cosa più importante che viene prima rispetto anche a essere bravi giocatori, e secondo me, ripeto, dal punto di vista morale, dal punto di vista del bisogno interno, questa vittoria è un bel premio per la squadra. Tornando al discorso di Curry, lì insomma abbiamo visto che era dovuto tornare in panchina per un problema fisico, abbiamo visto i fisio che lo avevano guardato, Quarto. Sì, il primo quarto, e poi dal punto di vista così, gli ha dato un messaggio a dire all'inizio del secondo tempo: prendi tu la situazione in mano, Curry. L'unico messaggio che gli ho dato è che mi sono arrabbiato come una bestia quando è rientrato e ha tirato quell'alley-oop in maniera leggera a Cagividi. Lì mi sono arrabbiato all'intervallo e ho detto: allora non capisci. Cioè, i grandi giocatori sono quelli che riescono a dare una mano anche su un piede solo. Se tu vuoi essere un giocatore che alza il suo livello, bisogna che tu faccia le cose concrete e solide, anche se, perché questa squadra ha bisogno di questo e tu hai bisogno per la tua carriera di questa cosa. E lui dopo ha giocato il secondo tempo che abbiamo visto, ci ha preso anche dei rimbalzi, ha iniziato il secondo tempo andando a rimbalzi in attacco per dimostrare anche a tutti, a se stesso: oh, sto bene, dai, adesso gioco. Poi ha fatto dei canestri da grande giocatore, obiettivamente da grande giocatore. Era un po' che non li faceva, aveva avuto un momento così, poi la tonsillite l'aveva abbastanza massacrato settimana scorsa, per cui no, io non dico mai un giocatore, dico sempre ai giocatori: aiuta la tua squadra. Cosa puoi fare per aiutare la tua squadra? Poi logico che il talento è diverso, lui se aiuta la squadra poi può venire fuori quel tipo di partita che magari altri non possono fare, però la richiesta ai giocatori è sempre quella di aiuta la tua squadra. Coach, hai parlato di Curry, una partita straordinaria, però la cosa che ho sempre visto delle tue squadre, a Mestre, è che questa squadra non viene, cioè non molla mai, cioè proprio gioca con il coltello tra i denti, ha uno spirito battagliero incredibile, è un po' la forza di questa squadra, al di là della qualità dei giocatori, del tuo lavoro. Sì, io penso che noi giochiamo sempre, tenete conto che le difficoltà che loro incontrano durante la partita a volte sono il proseguo delle difficoltà che gli pongo io durante gli allenamenti, volersi anche soltanto sopportare il carico di tensione che metto loro, tutto il lavoro che chiedo loro dal punto di vista non solo tecnico mentale, per riuscire a competere, perché bisogna riuscire cioè non sono io che chiedo le cose, è la competizione stessa che richiede un certo tipo di impegno. Loro all'inizio facevano più fatica, adesso lo stanno capendo, pian piano maneggiano meglio questa cosa, e perciò, ripeto, a volte vinciamo, a volte perdiamo per dettagli. Oggi i dettagli sono stati positivi, altre volte i dettagli sono stati negativi, però io credo che sia innegabile dalla prima partita che noi giochiamo e che i ragazzi, anche quando giocano male, anche quando fanno errori, non si può dire non ci hanno provato. Io ho detto una volta a inizio stagione a loro che dobbiamo fare come l'Alamein: manca la fortuna ma non il valore. Ecco, noi al limite dobbiamo uscire dal campo pensando questo: magari abbiamo sbagliato, stati fortunati, ci sono gli avversari che possono essere più bravi perché è un gioco dove giocano anche gli altri, però alla fine noi dobbiamo andare sotto la doccia e dire: oh, abbiamo fatto tutto il possibile, anche facendo degli errori, tutto il possibile. La settimana prossima ripartiamo, andiamo avanti, miglioriamo e proviamo a vedere che cosa succede. Peraltro in emergenza quasi sempre di uomini, e quindi ti chiedo: cosa ti può dare Scarponi, che tipo di giocatore è, per chi non lo conoscesse? Difesa, tiro,
disciplina, ci può dare questo. È un ragazzo, io l'ho già avuto a Rimini 3 anni, l'ho avuto che era proprio bimbo. No, Alessandro è un altro ragazzo coscienzioso, ci tiene molto, sapevo che avrei portato a Mestre un'altra brava persona, un ragazzo serio, per cui da questo punto di vista ci può dare le cose che avete visto oggi dal punto di vista difensivo, ancora più, magari un po' più impatto a rimbalzo, logico che lui è tutto nuovo, e il fatto di poter, quei tiri che ha sbagliato, può fare i canestri, può essere un po' più sciolto, ha fatto le palle perse, logico non gli si chiedeva, però ripeto, secondo me una mano nel suo piccolo oggi, già solo dal punto di vista difensivo ce l'ha dato, sono convinto che sarà una cosa in crescendo. Logico che un ragazzo del 2004, non è che abbiamo preso uno che viene qua e spezza il pane della scienza, abbiamo preso un ragazzo che viene qua e come tutti i ragazzi che abbiamo vuole provare a fermarsi, ha grande desiderio, grande voglia di allenarsi e di fare una parte importante della sua carriera, magari passando proprio qui da Mestre. Senti, ultima cosa ti chiedo, per il regalo di Natale ti aspetto un playmaker che dia una mano alla squadra? No, io ho una grande fortuna nel lavorare a Mestre, ho un general manager, direttore sportivo molto bravo come Samuele Martone, una figura nascosta, magari non riconosciuta, però è bravo perché mette insieme conoscenza del gioco, conoscenza del mercato e la capacità di guardare le persone, di capire che cosa serve, cosa non serve, e da questo punto di vista mi sento molto tutelato, soprattutto perché ho una società che ragiona fortunatamente per noi con una, secondo me, separazione delle cariche, diciamo, in cui lascia a Samuele e me la parte tecnica e noi dobbiamo semplicemente valutare delle cose, poi portarle alle persone che comandano, spiegare perché faremo A piuttosto che B e a quel punto loro ci dicono sì, no, perché logicamente l'ultima parola è sempre del club, come è giusto che sia, e a loro volta loro ci dicono guardate che per fare A però possiamo spendere, perché non dobbiamo fare stupidaggini, il basket Mestre deve essere una cosa che regge nel tempo, si può spendere questo per fare questo, se riuscite a farlo bene, se non riuscite a farlo vuol dire che non si può fare e andiamo avanti con chi c'è, per cui mi aspetto un playmaker, no, io mi aspetto adesso di recuperare Bonaccini, per me questa è la cosa importante, di allenare i giocatori che ho, recuperare Bonaccini, prepararci alla prossima partita e andare avanti così. Se poi il mercato porterà qualcosa, vediamo se ce n'è necessità, vediamo se si libera o si aprono delle porte, faremo tutte le valutazioni del mondo, ma perché fa parte dell'essere professionisti, lo sanno tutti, però in questo momento è una situazione che non prendo in considerazione questi ragazzi, il recupero di Bonaccini, il prossimo allenamento, tutto quello che serve, ragionando con quello che ho, quello che non ho non è un problema mio. Faccio una battuta in riferimento alla cena, se ti doveva decidere a chi dare il premio, credo che... Ah, giusto! credo che Carri abbia una buona possibilità. È vero, ma bravo come l'hai fatto ricordare, sì, penso che Sean abbia guadagnato questa 2 giorni spagnola gentilmente offerta dalla signora Brusutti, che ringraziamo ancora, bravo che l'hai ricordato, adesso lo faremo presente a chi di dovere.